Come mai oggi siete qui in visita alla provincia, oggi Libero Consorzio? Abbiamo visto che i ragazzi hanno accolto bene questa iniziativa. Sì, la nostra scuola è da sempre aperta al territorio, vogliamo prendere possesso, vogliamo conoscere e vogliamo vivere in prima persona tutto ciò che Agrigento ci offre, in particolare la provincia di Agrigento, il Palazzo della Provincia, la splendida Scala Reale, è una grossa opportunità per i nostri ragazzi. Cosa avete fatto fattivamente? Abbiamo visto il collega Mula, com'è che vi ha intrattenuto? Allora, ci ha mostrato la biblioteca, i preziosi libri che sono contenuti, ci ha accompagnato lungo la Scala Reale. Adesso siamo entrati nell'aula consiliare e i ragazzi si sono emozionati, hanno capito il ruolo e l'importanza che ha nella provincia e nel comune di Agrigento. Una visita istruttiva? Sicuramente, istruttiva per i nostri ragazzi perché saranno il nostro futuro. Una visita da parte di alunni dell'Istituto Garibaldi, una visita sicuramente istruttiva, come ha detto anche l'insegnante che li accompagna. Sì, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento spalanca ancora una volta le sue porte alle scolaresche. Le scolaresche vengono a visitare l'ecomuseo della provincia che raggruppa la biblioteca della provincia, che ha la famosa enciclopedia di Diderot da Lamberti, poi visitano la Scala Reale, vengono in aula consiliare e vedono questi affreschi meravigliosi che risalgono al 1868, quindi un tuffo nella storia che parte dal 1858, attraversa l'unità d'Italia, quindi il 1860, si conclude poi, le vicende costruttive si concludono nel 1868 con gli affreschi di questo bellissimo palazzo che, ricordiamo, è stato il primo palazzo nato fuori la cinta muraria della città. Questa qua è stata un'esperienza incredibile ed è l'unica cosa che io ho voluto sempre fare da quando ero piccola, e quindi ringrazio Pallavolo, Catechismo e a tutti quanti, e soprattutto anche la scuola, a tutti, e quindi saluto i miei genitori, i miei parenti, ma soprattutto anche le mie cugine e i miei cugini, anche il mio cugino Mattia è sempre stato, e anche il mio cugino Marco che adesso sta a penna. È stata molto bella questa esperienza per la Scala Reale, ti senti un re. Questa esperienza è stata bellissima, grazie alla scuola.